buongiorno, grazie Francesco, grazie per l'invito. Io parlo da una cosa che ha detto Francesco Giacomin, in cui mi sono ritrovato molto. È bello dopo 4 anni che si fa un lavoro trovare la definizione di quello che si fa. Quando lui parlava prima di medico generico dell'innovazione, ecco, da oggi a chi mi chiede che cosa faccio, e capita abbastanza spesso, dico faccio il medico generico dell'innovazione. E l'idea di questo libro e di questo intervento è ragionare dopo una serie di megatrend. Io ogni tanto ammetto di aver avuto un po' la sensazione di quando dici oggi devo mettere ordine alla scrivania, poi siccome sulla scrivania c'è talmente tanta roba non fai niente. Ecco, ogni tanto parlare di innovazione dà un po' questa vertigine. Il problema è che alla fine di questa vertigine tu dici siamo poca cosa nel mondo, per cui rimaniamo dove siamo, perché è troppo quello di cui si sta parlando. Io ho scritto un libro dicendo che siccome la tecnologia e il mercato si stavano evolvendo verso delle soluzioni non più standard, ma sempre più in grado di parlare ad un cliente che aveva meno soldi e attribuiva più valore a quello che comprava, fosse prodotto o fosse servizio, forse per una volta, come dire, la strada della tecnologia è la strada degli artigiani che per decenni sono stati accusati appunto di non essere competitivi perché facevano solo le cose su misura, comunque non standard, potevano incredibilmente incontrarsi. E questo è un po'. Allora, il mio intervento che cos'è? Il mio intervento è dalla cassetta del medico generico che ti salverà la vita solo nella misura in cui sarai in grado di dire guarda, per questa malattia devi andare da questo medico, evitando di fare tutto in casa e la presunzione di essere un grande specialista. Io ho enucleato una serie di concetti, l'ho chiamato per brevità comunicativa 10 parole che secondo me devono stare all'interno di questa cassetta degli attrezzi e ci aiutano a fare un lavoro che, come vedete, parte dalla nostra realtà, non necessariamente in termini di riferimenti, ma soprattutto in termini, come dire, di orizzonte, sapendo che lo stesso orizzonte c'è in Veneto, c'è da altre parti d'Italia, ma come vedremo in Sudafrica, in Australia e negli Stati Uniti. Chi è questo signore? Questo signore è, o meglio, dovrebbe essere il nostro nemico. Questo signore è Mastro Ciliegia. Fu cardinale di Bologna Giacomo Griffi, anni fa gestisce un libro, si chiamava proprio Contro Mastro Ciliegia. Mastro Ciliegia era il collega amico nemico di Mastro Geppetto, il quale vide per primo questo pezzo di legno e mentre Mastro Geppetto gli diceva no, ma questo legno ha qualcosa di particolare, lui disse no, per me è solo un pezzo di legno. Ecco, allora Mastro Ciliegia è il nemico perché è quello che alla fine non ci crede, è quello che prende tutto e lo abbassa a terra. Il cambiamento non si può fare, non possiamo essere competitivi, alla fine dobbiamo andare avanti così perché non abbiamo nessuna parte dove andare. Ecco, io penso che questo sia il principale nemico. Non è solo, io rispetto all'amico Roberto Santolamazzo mi dia un po' meno pacificata dell'innovazione, nel senso che secondo me oggi c'è una guerra globale, dei soggetti, io li chiamo velocirapido nel libro, come Uber, non sono tanto cattivi perché sono venuti a rompere le scatole ai nostri tassisti, lo dirò che tanto scappo la macchina più sotto. Da un certo punto di vista la competizione ha fatto bene, sono cattivi perché pensano delle cose molto cattive, che non è solo quella di fare la competizione tassisti, ma quella di prendere il mondo del lavoro e ridurlo a qualcosa che, come dire, ci abbiamo passato il Novecento per farlo diventare una cosa diversa. Cioè, si è visto qualche giorno fa lo sciopero di quelli che facevano le consegne del cibo perché vengono pagati una cosa che io ho provato, cioè mi sono messo lì, l'ho riletto più volte. Questi prendono €1, qualcosa loro, una cosa assurda. Ecco, allora il problema è che queste persone che hanno il sangue agli occhi rispetto ai soldi, altro che business, hanno un'idea di mondo e di società che a me non piace e credo che non piace nemmeno agli artigiani.
Ecco allora che noi dobbiamo capirli, dobbiamo conoscerli e dobbiamo per quanto possiamo contrastare. Qualche possibilità c'è. Vado subito alle 10 parole. Rivoluzione, contemporaneità, eleganza, eccezionalità, selettività, visione, orgoglio, identità, mercato e comunicazione. Me la cavo presto, questo signore, questo è quello di Inter di Oro, che fa un po' meno paura, diceva grande la confusione sotto il cielo, la situazione eccellente prima di fare un po' di casino in Cina. Siamo in una situazione di rivoluzione, non serve parlarne, abbiamo parlato e se ne parla quotidianamente di quanto tutto stia cambiando. Meno chiaro ma più importante è che questa rivoluzione sta succedendo oggi. Allora, il tema della contemporaneità, queste sono 2 foto prese nello stesso punto, cioè siamo a via della Conciliazione, piazza San Pietro, ai funerali di Papa Wojtyła e alla proclamazione di Papa Francesco. Vedete, ci sono queste lucine che fanno la differenza. Queste lucine, per cui c'era anche la mia, erano persone che pensavano di immortalare questa cosa degli smartphone, a mettere sui social network e tutto il resto. In giro di 8 anni, in un posto che non è esattamente una fiera della tecnologia, era cambiato tutto. Persone di tutte le età, di tutte le provenienze, avevano in tasca una cosa e immediatamente lo utilizzavano. E stiamo parlando di 3 anni fa. Allora, il tema, signori, molto semplicemente che qui, quando noi parliamo di cambiamento, cerchiamo in ogni modo di buttare la palla un pochino avanti. Qua noi dobbiamo parlare di contemporaneità, questo riguarda l'organizzazione e l'impresa, cioè il problema è che l'impresa ha necessità di essere qui ed ora sul mercato, l'associazione ha necessità di esserci qui ed ora e questa cosa, come dire, ci deve necessariamente dare un sacco di fretta, perché il tema non è come sono pronto io alle sfide che arrivano tra 5 anni, ma che cosa sto facendo adesso per quello che mi succede adesso. C'è una caratteristica, questa fa parte della buona notizia, questa non è una foto, non è un falso, non è una foto della prologo del Kenya, ma è un mosaico che utilizza una tecnologia mobile che è la stessa che noi abbiamo in tasca. Forse non tutti sanno che il Kenya, cioè uno degli ultimi paesi che vi sarebbe venuto in mente, è uno dei leader mondiali nei pagamenti attraverso smartphone, attraverso telefono mobile. Nessuno l'ha pensato, non l'ha pensato il Kenya, non l'ha pensato Samsung, non l'ha pensato Apple. Loro sono stati lì a battere la testa come facciamo noi con la certificazione, le piattaforme post virtuali, la sicurezza e tutto il resto. In Kenya hanno capito che se si scambiavano delle ricariche telefoniche questa cosa poteva funzionare. Sono partiti, oggi lo fanno con le rimesse dalla città alla campagna, ma lo fa anche lo Stato che nota, che paga i suoi dipendenti attraverso lo smartphone, dipendenti che poi vanno a fare la spesa in negozi che accettano questi pagamenti. Che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che la straordinarietà di questa tecnologia è che è elegante vuol dire che come un vestito non è una palandrana che vi mettete tutta dritta, ma come una camicia su misura fatta bene, aderisce al piede. Questa cosa fa sì che ci sia una soluzione per tutti. Non è, io sento sempre dire, va bene, occupate di queste cose che vanno bene per i miei diritti, ma poi che cosa succede con i parrucchieri? Si prendono sempre, si parla di parrucchieri e si dice, i parrucchieri non possono innovare. Non è vero. Poi vi spiego, i parrucchieri associati a Confartigianato che cosa hanno fatto, cosa stanno facendo e cosa possono fare. È ovvio, l'innovazione è limitatamente al loro settore, ma c'è, non è vero, cioè nessuno scappa. Se vuole nessuno scappa. Meglio, no, detta così suona male, come dire, questa cosa può coinvolgere tutti. Basta sostanzialmente volerlo, basta avere il medico che si dice che cosa faccio e che non sia presuntuoso da dire che la do io la soluzione, oppure ti dico siccome io non la so, la soluzione non c'è. Ecco, questi due sono i casi da evitare.
elegante. Veniamo in Industria 4.0. Io darò una slide su Industria 4.0 che è questa qui che arriva niente poco di meno che dalla Camera dei Deputati, dalla Commissione Attività Produttive, che ha fatto un ponderoso studio su Industria 4.0. Devo dire che è una delle poche volte che sono completamente d'accordo su una cosa che esce dalla Commissione Attività Produttive della Camera, in cui sono partiti da perimetrare che cos'è l'Industria 4.0. Prima si diceva arrivano i robot, ci chiudono le botteghe, la fabbrica la conquistano loro. No, loro dicono molto intelligentemente che di questa roba ci sono più modelli e ne indicano essenzialmente tre. La Germania, indovinate, ha l'efficienza organizzativa, cioè l'obiettivo di Industria 4.0 tedesca è eliminare gli operai. Elimino gli operai, ho gli ingegneri e qualcuno che mi andrà a riparare i sensori. Io lo trovo concettualmente, socialmente ed esteticamente un'aberrazione, fortunatamente lo fanno le mani. Se noi pensiamo che questo debba essere il modello, ci sbagliamo. Parte dei nostri cugini di Confindustria pensa che questo deve essere il modello. Io credo molto modestamente che noi dobbiamo dire che questa cosa va bene, come dire, come la pasta col ketchup. Va bene, ma se la mangiano i tedeschi non c'è nulla. Gli Stati Uniti, algoritmi predittivi, qual è l'idea? L'idea è che io utilizzo i big data. I big data che cosa sono? Miliardi di informazioni che tutti noi produciamo senza nemmeno accorgerci. Qualcuno li legge e dice: siccome tu fai questa cosa, hai mangiato qui, hai fatto benzina di là e guidi questa macchina, voterai questo candidato alla presidenza. Che cosa stanno dicendo? Allora, loro pensano che attraverso questa cosa io vado e il marketing, io vado a costruirmi un sistema in cui prevedo che cosa la gente consumerà, che cosa la gente comprerà. Funziona da un modo. Io questa roba di big data, tanto tempo che lo sento, tu ci dice: non dimenticate il big data. Io non mi dimentico, ma precisamente che cosa noi riusciamo a fare con il big data ancora non ho capito, poi ci arriverò. Gli illuminati legislatori che cosa dicono? Che l'Industria 4.0 per l'Italia non può prescindere dalla connotazione culturale del prodotto. Questa roba qua è una slide che abbiamo potuto produrre noi di più. Quando l'ho letta, ripeto, un'altra di quelle cose per cui l'ho guardata più volte e dire: ma se dite queste cose allora state dando ragione. Ed è di questi tempi, come dire, ogni tanto qualcuno ti dia ragione, non è male, no? Questo è il punto di partenza. Questo è il punto di partenza e dice: io devo innovare mantenendo questa direttrice, la connotazione culturale dei prodotti. Chi più degli artigiani fa prodotti e anche servizi connotati culturalmente? Ecco allora che ci si dice: guardate che questa traversata nel deserto che è l'innovazione dell'Industria 4.0 parte però sapendo che voi qualcosa di giusto l'avete fatto, cioè avete continuato a presidiare una produzione che faceva prodotti connotati culturalmente, e questa roba è l'assicurazione sul futuro del sistema produttivo italiano. Vado veloce, allora, io mi fido poco dei tecnologi, mi fido poco di quando di tecnologia parlano quelli che la vendono, perché è come se del campionato di calcio parlassero solo la Nike e l'Adidas perché fanno le magliette e fanno le scarpe. Allora, ogni volta che voi aprite un giornale e dice è arrivata l'innovazione che cambierà il mondo, ricordatevi di questa cosa qui. Questa cosa è una metodologia inventata da una società di consulenza che si chiama Gartner, che è una multinazionale che studia la tecnologia, e lo fa piuttosto bene, che dà il ciclo di vita delle tecnologie. E qui escono fuori delle cose interessanti, cioè buona parte della famiglia dell'Industria 4.0 sta qua. Qua che cos'è? Allora, questa qui è la roba che esce dai centri di ricerca. Questa roba arriva a Wired del Carlo Luna che dice: questa cosa ci cambierà il mondo, nessuno guiderà più una macchina perché abbiamo una macchina che si guida da sola. Allora, massimo casino della stampa. Qualcuno si rende conto che la macchina che si guida da sola, anche
anche no, possiamo anche aspettare un po' di tempo, piuttosto che Google Glass, che sembrava appunto che nessuno potesse fare a meno di Google Glass adesso Google nemmeno lo produce più, e chi ha speso $1.500 per comprarselo dice ma forse dovevo aspettare. Perché? Perché si passa dal massimo dell'aspettativa, tutto gonfiato, al massimo della disillusione. Non funziona, è una scemenza. Poi che cosa succede? Succede che pian piano le cose come dovrebbero, se vogliamo con quella ponderazione un po' artigiana sulle cose, sulle opportunità, diventano di uso comune, cioè escono dal massimo della bolla e diventano qualcosa di un po' più di uso comune. Faccio un esempio. Qui c'è la stampa 3D a livello di impresa, che è qualcosa che, appunto, come diceva Roberto prima, ha un senso anche economico. Qui sopra, in cima alla montagna, c'è la stampa 3D in casa, cioè l'idea, che ho sempre trovato una scemenza, che ognuno di noi dovesse avere una stampante 3D in casa per stamparsi le tazze. Perché non serve. Allora c'è starà lì, ed è molto probabile che come tanti di questi puntini alla fine non ci arriveranno mai più, perché si perderanno. Ci abbiamo provato, poi si arriverà fra qualche anno. Vado molto veloce. Allora, qual è la visione? Io pensandoci ho pensato a questa. Allora, tutto punta al mercato, l'ha detto Franco, per cui non ci torno. Da parte nostra il tema che cos'è? Noi dobbiamo utilizzare la tecnologia per esserci prima e meglio sul mercato. Per fare le cose su misura, appunto, dell'economia del su misura, che magari costano un pochino meno e che magari possono arrivare a qualcosa. Perché il nostro cliente oggi questa famiglia, questo sistema di tecnologia sta cambiando, ne parleremo un'ora dopo, anche sta cambiando l'orizzonte di valore. Cioè il fatto che io dia più senso a prodotti che durano di più, o dia più senso a prodotti che hanno un impatto ambientale minore, o dia più senso semplicemente al fatto che qualcosa mi deve parlare perché non mi va più di sprecare e di buttarla via in cose che non mi servono, sta cambiando la mentalità del mercato. Ecco allora che la tecnologia non serve a farsi belli, la tecnologia serve a convergere, e noi medici generici dobbiamo porci questo problema, cioè di come far convergere, far andare le imprese verso una maggiore efficienza senza snaturarle, ma anche di come, in quanto rappresentanti del valore artigiano delle nostre imprese, di come far muovere la percezione pubblica dei nostri prodotti verso una maggiore accettazione. La dico con uno slogan, il libro lo dico un po' più velocemente: compra meno ma compra meglio. Ma compra meno ma compra meglio dovrebbe essere, come dire, il nostro mantra. C'è chi l'ha fatto, andatevelo a vedere, adesso non ho tempo. Citizens of Craft, straordinaria campagna del Craft Council canadese sul fatto che bisogna comprare artigiano. Perché bisogna comprare artigiano? Perché siccome non siete un robot o non siete uno di quegli animaletti che parlano dei lemming, quelli che si muovono tutti insieme si buttano giù dal burrone perché non ci pensano, perché seguono la scia, allora probabilmente dovreste comprare dei prodotti che parlano nello stesso modo. Oggi siamo vicini, il lavoro del medico generico è anche questo, cioè non aiuto solo le imprese, ma utilizzo la tecnologia per realizzare questa convergenza all'interno del mercato. Parlavo di orgoglio. L'orgoglio nasce dall'identità. Qui siamo in terra di biciclette. Questo è un gioco che abbiamo fatto per una bellissima mostra che abbiamo sostenuto con Confartigianato alla Triennale di Milano. 5 telai, da 5 telaisti top nel mondo, sono tutti artigiani, li abbiamo mandato 5 figli tubi fatti in Italia dalla Columbus e ci hanno restituito questi capolavori: Inghilterra, Australia, Giappone, Stati Uniti, Sudafrica. Qual era il gioco? Dire che un lavoro
anche molto da Mastro Geppetto, oggi sta cambiando, ma che è stato per molto tempo a Mastro Geppetto come il telarista, come il ciclista, come si chiamava a Milano, ha un'identità globale. Noi dobbiamo pensare a qualunque cosa facciamo, pure il parrucchiere, dobbiamo pensare che siamo parte di un'identità globale di gente che continua a lavorare con le mani e fortunatamente ce ne sono sempre di più. Io la trovo, cioè pensare che qualcuno fa la stessa cosa in Australia, ogni tanto mi fa sentire anche bene, poi non è che mi risolve i problemi, però mi fa sentire bene. Il mercato, si parlava di mercato ho veramente terminato, questa è la penultima. Il mercato adesso è un casino. Parlavamo prima di Amazon, Amazon si sta, e fortunatamente che c'è, sta prendendo buona parte del valore delle nostre imprese ed è l'unico che, come dire, ha fatto degli investimenti per valorizzare il Made in Italy. Ma io comincio a avere dei feedback da imprese artigiane che dicono Amazon non mi torna, perché magari può stare antipatico, ma ci sono dei problemi che devono essere risolti. Qui siamo vicino a dove si fanno gli occhiali. Allora, uno dei problemi che gli artigiani hanno a stare sul mercato, soprattutto stare sul nuovo mercato, è che fanno delle cose che devono essere toccate e provate. Questo è un artigiano americano, ho scelto apposta esempi esteri per non far torto a nessuno, che dice: vuoi provare? Va bene, io te ne do, te ne presto per 5 giorni 5 paia, poi tu ti fai una foto, la metti sul tuo profilo Facebook col mio hashtag Warby Parker e ci sarà qualcuno, perché poi il mondo è bello perché è vario, che ti dirà quale di questi occhiali ti sta meglio. Ok? Ma allora, questo, nessuno dice che dovete fare questa cosa, se lo volete fare, fatela. Ma il tema che cos'è? Il tema che è un casino, cioè, siccome è un casino, grande la confusione sotto il cielo. Oggi abbiamo una finestra di opportunità perché non sappiamo, sinceramente credo che nessuno lo sappia qual è la soluzione. Soprattutto più aumenta la complessità, meno si sa qual è la soluzione. Sappiamo però che abbiamo uno spazio interessante per provare. Finisco. Orgoglio e identità va comunicato. Questo è un bellissimo progetto che fa una marca di whisky scozzese che fa in America, ha mandato delle star, delle persone che hanno un seguito, uno è Anthony Bourdain, che è un famoso chef, a intervistare gli artigiani. Allora, questa cosa, e li ha mandati a intervistare gli artigiani, perché c'è gente che, se io intervisto un grande artigiano che fa i coltelli, si mette lì e se la guarda, la condivide e ci pensa, perché che si pensi che fare l'artigiano adesso è una cosa figa. Allora, siccome è una cosa figa, noi abbiamo la necessità, in qualche modo il dovere, di dare tutti gli strumenti migliori per comunicare. Io credo, continuo a pensare che qualche modo semplifichi la vita anche a noi, cioè pensare tutti che dalle istituzioni all'ultimo consumatore stiamo facendo una cosa preziosissima, che rappresentiamo delle aziende preziosissime. Grazie.